Allora, dovremmo leggere questo detto. Questo, vediamo un po'. La fonna buona la ten pe la ca, che la cattia la ruinerà. Dizione, pronuncia 7 meno. Vogliamo ripeterla? Proviamo a ripeterlo, vediamo un po'. Lei è il signor, scusi? Gabriele. Gabriele. Gabriele quando mi si applica. Allora, la fonna buona la ten pe la ca, che la cattia la ruinerà. Hai capito Gabriele, ma c'è adesso anche un po' di sentimento. E che significherà sta cosa, Gabriele, secondo lei? Che la donna capace di capire tante cose è capace di tenere la casa e anche tutta quanta la famiglia. Quella cattiva, anche se tra virgolette l'altra parte della famiglia è buona, la va a rovinare totalmente. Il Gabri zoppica sul dialetto, ma come morale poi c'è. Complimenti. Grazie a voi. E voi restate con noi, tra pochissimo iniziamo. C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati in questa nuova edizione di Centro Anch'io. Ci divertiremo come sempre con i proverbi in dialetto bresciano e andremo alla scoperta delle opere più significative che andranno ad impreziosire i locali della Pinacoteca Tosio Martinengo qui alle mie spalle, che verranno riaperti al pubblico tra non molto tempo. La prima opera che vi raccontiamo oggi è un dipinto, San Giorgio e il Drago. In questa prima puntata parliamo di un'opera proveniente dalla chiesa bresciana di San Giorgio. Vi è dipinto, quasi fosse una favola cortese, lo scontro di San Giorgio con il drago ed il salvataggio della principessa in pericolo. Nella tavola colpisce soprattutto la preziosità della pittura. I finimenti del cavallo sono realizzati in rilievo, così come l'armatura del cavaliere. Il drago è un vero tour de force tecnico, le sue squame, rese una per una, trasformano il dipinto in una delicata miniatura. Lo stile è in linea con i dettami della cultura tardogotica e dei suoi ispiratori come Pisanello. Il gusto per il dettaglio si ritrova anche nelle architetture di fondo, forse ispirate ai perduti affreschi realizzati da Gentile da Fabriano nel Broletto della città. Pronti allora con il primo motto, la fonno buona la tempela ca, che la catia la ruinerà. Via! Isabella, guardate che splendore, noi ce lo facciamo scappare. Dice che non è in ordine, che è appena uscita dalla piscina. Mannaggia, dai Isabella. Allora, cara Isabella, la fonno buona la tempela ca, che la catia la ruinerà. Devo tradurre? So meglio l'inglese del dialetto bresciano. Traduci in inglese. What is this? La donna buona. Sì, buona, La buona. Ah, buona, sì, brava, La tiene in piedi la casa. Isabella che non ti aspetti. Quella cattiva, la rovina. Tu Isabella sei tra le buone. E io un po' e un po'. No, si attenga alle regole. No, io non mi attengo, io te ne racconto un altro. Ti racconto quello che mi diceva mia nonna? La fonno spertulina, la falletta la mattina. La fonno i sei, la falletta al mesdè. La fonno porchera, la falletta la sera. Secondo me questa signora c'azzecca. Lei è bresciana, signora? Sì, Non era convinta, non del tutto sono bresciana, però Senta, proviamo, dai, la giustificheremo. La fonno buono la tempela ca, che la catia la ruinerà. ok. La fonna buona la tempe la ca, che la cattia la ruina. La ruinerà, cioè? Rovinerà. La donna buona tiene in piedi la casa, quella cattiva la rovinerà. Può funzionare secondo lei questo? Lei non è a casa, è a spasso, quindi... Esatto, quindi io sono quella dopo. Lo devo tradurre. Certo, La a scuola saresti meno agitata, di la verità. la La donna, giusto. buona. Sì. Brava. La tempela ca, non lo so cosa significa. La tempela ca, dai. Oksana, dai, Oksana suggerisce. Tu sei di Brescia, Oksana. Sì, Dai. Niente, fa tu? Beh. No. Allora, tieni in piedi la casa. Ah? La casa. Cattiva che la rovina. Rovina che? Che rovina? Ah, che la rovinerà la casa.
Bene, direi che l'abbiamo capito abbastanza ormai, no? La fonna buona la tempela ca, che la cattia la ruinerà. Non buono, cattiva nel senso morale, insomma. È quella più intraprendente, quella capace, volonterosa e tiene in piedi la casa. Quell'altro un po' indolente, insomma, probabilmente rovinerà tutto quanto. Grazie allora amici per essere stati con noi in questa prima puntata. Appuntamento alla prossima. Ciao!